Sono stati intercettati e fermati lungo la strada uno sbarco fantasma che è stato scoperto quando i migranti, in tutta una ventina, avevano già accarezzato l'idea di essere sfuggiti alla maglia dei controlli, sia via mare che via terra. Dopo essere approdati sulla costa di Torre Salsa Siculiana, hanno provato infatti a far perdere le tracce. I 20 migranti in piccoli gruppi hanno tentato di allontanarsi dall'area dell'approdo, ma non ci sono riusciti. Il progetto di fuga si è infranto, sono stati bloccati dai carabinieri della stazione di Siculiana. I militari dell'Arma, individuato il punto preciso in cui era stato abbandonato il barcone, hanno setacciato tutte le zone circostanti e sono riusciti nel giro di un paio d'ore a rintracciare tutti i tunisini sbarcati. Controlli e ricerche proseguono ancora, anche se i carabinieri sono convinti di aver intercettato tutti gli extracomunitari giunti all'alba a Siculiana. Lo sbarco dovrebbe essere avvenuto intorno alle 5, in un clima di assoluto silenzio e di tranquillità. Anche durante la navigazione, complice le condizioni meteo favorevoli, nessun allarme, nessun intervento di aiuto o di soccorso. L'imbarcazione, una di quelle classiche utilizzate per le traversate verso la Sicilia, è stata lasciata abbandonata in riva.